Buonasera amici e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Lega Pro e Contro, il rotocalco settimanale in diretta tutti i lunedì sera inerente alla Lega Pro prima e seconda divisione delle squadre venete. Siamo ormai giunti quasi al termine del campionato, anche se in realtà si entra proprio in questo momento nel vivo delle varie categorie, prima e seconda divisione, quindi serata ricca di discorsi da affrontare, visto che le squadre appunto si stanno affrontando per raggiungere i propri obiettivi. Come ogni lunedì abbiamo in studio ospiti eccellenti, andiamo subito a presentarli perché appunto dobbiamo parlare di tante cose. Io partirei dall'allenatore del Delta Porto Tolle, Paolo Fano. Buonasera mister. Buonasera. E benvenuto. Buonasera a te, buonasera a tutti i presenti e i telespettatori. Al suo fianco c'è Daniel Semenzato. Buonasera Daniel, buonasera difensore del Bassano Virtus. Due figure in studio che hanno diverse situazioni in classifica. L'allenatore del Porto Tolle, mister, state ancora trovando il vostro giusto centro, diciamo, siete nell'ultima posizione valida per i playoff, quindi c'è da lottare, insomma, mister. Ma in questo momento noi siamo a pari punti con il Rimini, saremo retrocessi, però credo che abbiamo fatto una rincorsa importante perché dall'arrivo mio a Porto Tolle sono 21 partite, abbiamo fatto 35 punti, un rullino di marcia che è pari a quello del Renate. Siamo arrivati alle ultime 3 partite in cui credo abbiamo ancora la speranza di poter ottenere questi play-out e ce la giocheremo fino all'ultimo minuto, credo, dell'ultima partita. Credo che questo sia già un aspetto positivo perché le cose sono cambiate molto dal mio arrivo, in quanto la società ha cambiato anche filosofia, allenamenti pomeridiani rispetto ai serali, insomma c'è stato un cambiamento radicale. Speriamo che questi cambiamenti siano serviti e possano dare i frutti che tutti ci aspettiamo. In sovraimpressione vedete il nostro numero di SMS dove potete mandare i vostri messaggi per interagire con i nostri ospiti. Saluto anche Clio che è qui a farci compagnia e per leggere gli SMS che voi manderete. Abbiamo visto anche Daniel Semenzato, abbiamo parlato di classifiche differenti, anzi prego la regia di mettere in onda la classifica con i risultati della seconda divisione, così possiamo parlare con i dati sotto mano. Daniel, dicevamo due posizioni diverse, il Bassano Virtus ieri ha festeggiato la tanto attesa vittoria del campionato, un successo atteso a lungo, una grande festa ieri. Sicuramente una grande festa, ormai eravamo lì da un po', avevamo un ampio margine, aspettavamo solo la matematica per festeggiare. Una classifica e dei risultati che hanno visto ieri l'unica Veneta tra prima e seconda divisione a vincere, che è il Real Vicenza. Tutte le altre hanno ottenuto pareggi, ci riferiamo anche al Vicenza in prima divisione che ha pareggiato con la Pro Vercelli e l'Unione Venezia che ha pareggiato in casa con il Como. In seconda divisione dicevamo appunto tutti i pareggi. Ha pareggiato anche il Porto Tolle, mister, una partita sfortunata, fino alla fine eravate in vantaggio, poi è arrivato questo pareggio. È stata una partita particolare perché noi ieri abbiamo secondo me interpretato molto bene contro un avversario ostico che nelle 15 partite fuori casa ne aveva vinte 9, aveva il maggior rendimento esterno, però siamo riusciti ad arrivare al gol, abbiamo preso 3 pali che non sono pochi, poi in inferiorità numerica negli ultimi 10 minuti abbiamo subito il pareggio. Credo che per certi aspetti sia una beffa per quello che siamo riusciti a fare, però il calcio è questo, bisogna cercare di guardare avanti, non abbatterci e sicuramente riproporci domenica prossima che saremo a Castiglione in una partita che per noi risulta molto ma molto importante. Infatti se uno non fosse esperto di categoria e guardasse la classifica, i risultati di ieri, Porto Tolle e Renate, potrebbe anche dire un bicchiere mezzo pieno, diciamo. In realtà la partita ha detto ben altro e Porto Tolle ha meritato fino all'ultimo. Ma sicuramente, perché poi anche nell'analisi del loro direttore chiaramente ha detto noi se non ci fosse stata l'espulsione non sarebbe un'espulsione che tra le altre cose è un'espulsione, vabbè, non dico perché poi gli arbitri non vanno giudicati, però nelle ultime 4 partite noi in casa 3 di queste abbiamo finito in 10 e mi fa un po' riflettere, però al di là di questo non ci sono alibi, noi sappiamo che dovremo conquistarci questi play-out con sudore e fatica e lo stiamo facendo perché la squadra sta facendo un percorso importante, continueremo a farlo e domenica a mio avviso risulta una partita difficile e importante contro una squadra che nell'ultimo periodo, nonostante sia retrocessa, sta onorando il campionato e questo mi fa molto piacere, spero che sia un discorso di tutte le società, perché ripeto, sapere che il Castiglione domenica ha pareggiato a Bassano, la domenica prima ha battuto il Rimini, questo fa bene al calcio.
Infatti qui chiamiamo in causa Daniel Semenzato, un Castiglione che ieri si è coperto bene, sembrava una squadra solida, insomma si è portato via un punto prezioso anche se ormai non serve più a nulla per la classifica, ma ai fini morali comunque il Castiglione ha fatto la sua bella partita. Sì, credo sia scesa in campo comunque per non dare, aver fatto vedere di essere già retrocessi, se la sono giocata, hanno fatto la loro partita, ci hanno dato fastidio. Adesso noi siamo qua e loro purtroppo sono retrocessi, ma hanno fatto bene ieri. Una classifica che stiamo vedendo proprio in questo momento sta escludendo squadre importanti, mi riferisco ad esempio a Rimini, il Castiglione stesso aveva comunque ambizioni importanti, mister, quindi questo è un campionato che veramente fino all'ultimo non si saprà come finirà, insomma. Ma intanto è un campionato anomalo, perché io non ricordo un campionato con 9 retrocessioni. Cioè, dovessi essere onesto, cioè in questo momento, essendoci il solito discorso delle 5 squadre che si vanno a giocare i play-out con una retrocessione, che poi sarebbero 3 retrocessioni, probabilmente risulterebbe meno difficoltoso anche per noi, in considerazione poi che noi speriamo anche di riottenere quei 2 punti che ci sono stati tolti a nostro avviso in maniera errata, però insomma questo lo dirà la prossima sentenza. Credo che comunque le 9 retrocessioni comportino molte difficoltà per molte squadre, perché il Mantova stesso in questo momento è in una posizione sgradevole, direi, perché sicuramente può lottare per salvarsi, ma rischia anche la retrocessione diretta, perché adesso la retrocessione diretta è molto vicina. Infatti fino a 2 settimane fa il Mantova era abbastanza tranquillo, usiamo il condizionale, con 2 sconfitte si trova là sotto, quindi questo indica che veramente con 1 o 2 partite storte qua... Guardi, se consideriamo che l'ultima partita l'ha vinta mi sembra 4 partite fa contro di noi al 92esimo, su un nostro retropassaggio, perché stavano perdendo, se togliendo anche lì 2 punti, ipotesi pareggio nostro, sarebbero ancora più inguaiati. In questo momento tutte rischiano, ma rischiano perché chiaramente se il Mantova fa punti rischia di portare qualche squadra nei play-out. Cioè, in questo momento credo che ci siano poche partite in cui il risultato è scontato. Lo dimostra il fatto che il Bellaria domenica scorsa ha vinto con la Sant'Arcangiolese, che ieri il Castiglione ha pareggiato, domenica scorsa aveva vinto con il Rimini, ma questo, ripeto, rende bello il campionato anche se aumenta le tensioni. Daniel Semenzato, ormai questo è un conto che voi non fate più. Tu da terzino goleador, diciamo, hai segnato 6 gol, dando un grosso aiuto al Bassano Virtus a fare punti importanti, punti che adesso insomma sono la vostra salvezza, diciamo. Sì, perché anche a inizio anno non ci aspettavamo di essere lì in quella posizione, quindi abbiamo fatto bene, siamo lì, ora cerchiamo comunque di giocare partita per cercare di non perdere e comunque finire il campionato nel migliore dei modi. Per quanto riguarda invece a livello personale, il tuo campionato è sicuramente molto positivo, abbiamo detto 6 gol. 6 gol, comunque una salvezza, una promozione, arrivando primi, quindi credo un anno bello e indimenticabile. E ci aggiungiamo che tanta qualità, nel senso che sulla fascia hai dato lustro a tutte le tue caratteristiche. Dovevo rimettermi in gioco e Bassano è stata la piazza adatta per questo. Intanto che io ho sentito suonare il PC è arrivato un messaggio. Esatto, è arrivato un messaggio da Gennaro da Rovigo dove dice che secondo lui il Porto Tolle ce la farà. Questo è l'augurio che noi tutti facciamo al Porto Tolle, insomma, avere un'altra Veneta l'anno prossimo nella Lega Pro Unica, insomma, è quello che ci auspichiamo tutti, insomma. Ma io credo che sarebbe bello soprattutto per il territorio, perché in quel territorio il calcio professionistico non c'è stato molto, sarebbe bello che ci rimanesse, sarebbe bello riuscire a creare qualcosa anche per la nostra proprietà che si è impegnata, si sta impegnando, e poi per una tifoseria che vi posso garantire. Sabato nella rifinitura avevamo parecchi tifosi che sono venuti a sostenerci nella rifinitura, domenica ci hanno seguito, è un paese che porta più di 1000 persone allo stadio avendo una popolazione di 9000 abitanti. Cioè io credo che questi siano numeri, il 10% della popolazione va allo stadio, questi sono numeri e il territorio credo si meriti questa categoria. Cercheremo di fare il possibile per poterla mantenere. Tanto qui è arrivato un altro messaggio. Un altro messaggio, un saluto a Daniel, ieri sera è stata una bella festa, grazie a tutti e forza Bassano. Sì, perché poi come di consueto dopo la vittoria del campionato si finisce a festeggiare, Daniel. Sì, abbiamo
fatto una buona festa lì allo stadio, abbiamo proseguito poi nel centro città, abbiamo avuto riscontri di tifosi e comunque di tutta la gente che era lì con noi a festeggiare. Intanto stiamo vedendo un po' di immagini della festa di ieri, un patrono Lorenzo Rosso che era euforico, mai così felice, insomma forse siete riusciti a dare al patrono quello che mancava da un po' di anni. Credo che negli ultimi anni abbiano avuto un po' di delusioni, quest'anno abbiamo portato entusiasmo, felicità sia in città che allo stesso patrono, quindi siamo contenti di questo. Tanto che io sento ancora il PC suonare, se vuoi leggere gli altri messaggi. Forza Bassano, Daniel, sei stato uno dei protagonisti di questa cavalcata fantastica. Quello che abbiamo appena discusso, insomma, è un dato di fatto che sia così. Noi stiamo vedendo le immagini del patrono Lorenzo Rosso, ma in realtà abbiamo anche le dichiarazioni del patrono Lorenzo. Se la regia vuole mettere in onda, sentiamo cosa ha detto a Caglio subito dopo la vittoria del campionato. Patrono Lorenzo Rosso, nell'anno più difficile della Serie C2 il Bassano regala alla città della tifoseria il più bel campionato di sempre. Qual è il suo pensiero ora, le sue emozioni, quali sono? Il mio pensiero adesso è quello di costruire un grande team, soprattutto alla base, con dei soci nuovi, di creare più passione, più desiderio, più voglia di fare nella città stessa, di avere molto più pubblico, di avere molti più partecipanti, di avere molti più tabelloni e molte più persone che sentono questa squadra non più la squadra di un imprenditore ma la squadra della città. Penso se riusciremo a fare questo sarà fantastico e sarà bello venire allo stadio, sarà bello vivere le emozioni tutti insieme. Un pubblico che sta rispondendo in maniera positiva, sempre presente, questo insomma è un buon auspicio per l'anno prossimo. Ma sai, quando fai bene come quest'anno è chiaro che anche c'è molto più interesse. Adesso l'anno prossimo sicuro sarà un bellissimo campionato, poi ci sono delle squadre molto belle e per cui potenzialmente potrebbe essere ancora un campionato incredibilmente pieno di sicuramente di emozioni. Daniel Semenzato, intanto abbiamo sentito il patrono non pronunciare più le parole, ma cercheremo qualcuno, vedremo, cioè, una certezza ora c'è se non altro. Credo sia lui che il figlio abbiano dato una mezza ufficialità dopo il derby vinto col Real Vicenza. Aspettiamo volenterosi e questa ufficialità che venga proprio espansa nel migliore dei modi e siamo qua disposti a tutto. Problemi societari che il Porto Tolia sicuramente non ha, nel senso che il presidente è solido e ben allineato sulle sue idee, adesso si attende solo che arrivi questa promozione, diciamo. Ma sicuramente abbiamo una proprietà che ha fatto una scalata incredibile dalla prima categoria alla Lega Pro e chiaramente adesso speriamo di dargli le soddisfazioni che merita, perché è chiaro che c'è stata una partenza ad handicap, però si sta cercando di rimediare a questo e sarebbe importante dargli quelle soddisfazioni perché a certe persone che si impegnano nel calcio come lo stanno facendo loro è chiaro che insomma, aiuterebbe a proseguire nel progetto che lui insomma, ha voluto creare 6-7 anni fa. Prima ha accennato ai punti di penalizzazione, quanto importante sarebbero quei 2 punti nella situazione attuale, mister? Ma è normale perché già dopo 10 partite avevamo una situazione precaria, c'è stata una rincorsa importante, questa rincorsa chiaramente che ci ha tolto ancora 2 punti ci ha creato qualche difficoltà. Questi 2 punti in questa fase del campionato potrebbero sicuramente essere un auspicio, un segnale anche della fortuna che domenica non abbiamo avuto. Tanto che gli è arrivato un altro messaggio, se vuoi... Esatto, finalmente un programma che parla di tutte le Venete in Lega Pro. Ci auspichiamo che anche per noi sia un punto di partenza per l'anno prossimo e ci auspichiamo che l'anno prossimo, lo abbiamo già accennato, ci siano tante Venete perché se la situazione rimane attuale probabilmente dalla Serie B qualcosa succede a scalare in Lega Pro Unica e poi ci sarà da vedere cosa combineranno le 2 Venete in prima divisione, Venezia e Vicenza, quindi l'anno prossimo mister ci sarà la possibilità di vedere veramente tante Venete in Lega Pro Unica. Certo, io spero che quelle che sono in B rimangano in B, ve lo dico con tutto il cuore perché onestamente vedere Padova e Cittadella in Serie B a me farebbe molto piacere, primo perché sono 2 realtà che conosco, in cui ho lavorato, sia quella di Cittadella che quella di Padova, da giocatore a Cittadella, da allenatore a Padova, e poi perché faccio il tifo per le squadre
qui venete, per cui io spero che queste rimangano in Serie B, poi in Lega Pro comunque ce ne saranno molte. Infatti ci sarà anche da vedere poi come si allineerà questa Lega Pro, visto che sarà una novità assoluta, novità appunto che non riguarderà il Bassano Virtus. Daniel, ci sarà da capire invece come verrà allestita la rosa per l'anno prossimo. Noi ora parliamo di questo perché il Bassano ormai il suo cammino lo ha fatto. Dobbiamo aspettare e vedere quali saranno i programmi, quindi vedremo l'anno prossimo con l'inizio della stagione cosa succederà. Domenica prossima vi attende una trasferta importantissima a Torres, a Sassari contro la Torres, scusate, è una partita che per la Torres è fondamentale, nel senso che deve vincere a tutti i costi. Hanno fatto una rincorsa, stanno facendo un girone di ritorno direi devastante, proprio userei questa parola perché hanno fatto veramente una cosa importante. Andiamo lì cercando di comunque giocarcela e poi chi avrà la meglio tornerà a casa con i punti. Ora andiamo a sentire anche cosa ha detto Renzo Rosso, il presidente del Bassano Virtus. Siamo riusciti a sentire anche lui, quindi vediamo se abbiamo le immagini di Stefano Rosso. Presidente, una gioia indescrivibile, un risultato incredibile per la società, la città, per tutti. Sì, è stato un anno incredibile e non ho parole, ragazzi incredibili, il mister è bravissimo, il direttore è fenomenale, lo stadio, i tifosi, tutto stupendo. Non me lo sarei mai aspettato, devo dire che per farci cambiare idea hanno fatto un meraviglioso spettacolo. Anche perché si è visto il miglior calcio degli ultimi anni e questo è un altro dato significativo. Hanno fatto gioco, spettacolo, non so neanche cosa dirvi, un calcio del genere era anni che non si vedeva, mi verrebbe a dire anche meglio di Glerian perché hanno saputo dare show a sostanza e concretezza, hanno fatto tanti punti in casa anche fuori, Mercante imbattuto, inviolato, direi che è una squadra che segnerà la storia del calcio bassanese. Insomma, qui l'ho detto chiaramente, ci hanno fatto cambiare idea e questo, Daniel, è un dato, adesso è ufficiale, insomma, a tutti gli effetti. Noi è solo motivo di orgoglio le parole del Presidente, quindi siamo veramente felici e contenti. Mister Favoretto, lei conosce bene la proprietà Renzo Rosso e figlio, è stato a Bassano. Che persone sono? Come li ha conosciute nel suo periodo di Bassano? Da giocatore a fine carriera e poi anche da allenatore, quindi li ha conosciuti in due modi differenti. Io fui il primo acquisto dell'era Rosso ancora nel campionato di eccellenza, in cui vincemmo il campionato ancora con i 2 punti, con 16 punti di vantaggio. Fece una squadra di tutti professionisti, quindi le cose furono semplici. Poi io me ne andai e tornai come prima esperienza da allenatore, perché me ne andai a giocare nella Pivigina, poi rientrai come allenatore. Onestamente proprietà importante che a mio avviso merita molto. Mi dispiaceva il fatto di sapere che molto probabilmente non avrebbe proseguito, sapere che quest'anno ha raccolto soddisfazioni che sono state date da questo gruppo di ragazzi e dall'allenatore che comunque ha creato un giocattolo insieme al direttore importante. Fa piacere sapere che ha dato fiducia a questa proprietà che vuole continuare a rimanere, perché insomma credo che queste siano persone che nel calcio fanno solo che bene. Tanto che lì ho sentito suonare ancora il PC, è arrivato... Pigato, anche ieri sera sei stato nel dopo Bassano Castiglione un grande, sei un mito, però dovevi colorarti i capelli pure tu. Organizza una puntata con tutta la squadra? Arrivano sempre messaggi per noi, ma noi cercheremo di organizzarla, vediamo se riusciamo a coincidere con tutti gli impegni, anche perché il Bassano Virtus, e con questo voglio parlare proprio con Daniel, ha un appuntamento importantissimo a fine campionato, la Supercoppa, quello è un altro traguardo che si vuole tagliare a questo punto. Ormai arrivati a questo punto ci prefissiamo di vincere anche quella e aspetteremo di vedere chi incontreremo e di portarla a casa. Quindi sarà un impegno importante, non si è ancora definito con chi si giocherà sicuramente l'11 e il 18 di maggio, se non erro la Lega ha già dato i calendari, quindi non appena terminato il campionato ci sarà anche questo evento. Intanto facciamo un break di un secondo e vediamo con la regia la classifica e i risultati della prima divisione, così parliamo 2 secondi anche di Vicenza e Unione Venezia. Visto che l'Unione Venezia ieri ha
è riuscito a trovare un pareggio rocambolesco, sotto di 2 gol, ha pareggiato per 2-2, ma la posizione del Venezia si fa critica perché il Ferrari Pesaro ha vinto ieri e quindi le lunghezze sono diventate solo 3 tra Venezia e Ferrari Pesaro. L'ultima posizione è utile per accedere poi ai playoff. Chi non ha invece problemi è il Vicenza, che ormai sembra aver raggiunto la quota per giocarsi ai playoff, e quindi insomma il Vicenza è quasi arrivato al suo obiettivo, mentre l'Unione Venezia dovrà ancora lottare per un po'. Fatto questo break, torniamo invece con i nostri ospiti. Mister Favaretto, insomma sarà dura da qui alla fine, abbiamo detto Castiglione prossima, però poi ci saranno Forlì e Alessandri, altre 2 partite toste. Ma è vero, da quando sono arrivato io ho sempre pensato alla partita che doveva venire, cioè non sono andato oltre a quella che veniva, perché non dimentico che le distanze inizialmente dalle zone play out quando sono arrivato erano lontanissime. In questo momento io, per farvi notare, noi siamo a pari punti con Rimini, ma da quando sono arrivato abbiamo recuperato 15 punti a Rimini, cioè non sono pochi, è stata una rincorsa importante. Sapere adesso che ci possiamo giocare ancora le nostre carte per entrare nei play-out e poi per giocarci la salvezza, per me è qualcosa di importante, anche perché quando sono arrivato questo era sembrava quasi una speranza utopica. Quindi in questo momento sappiamo che abbiamo 3 gare difficili. La prima è quella di Castiglione, dovremo concentrarci per cercare di centrare risultato pieno, se ci riusciremo guarderemo a quella successiva, però in questo momento non ci vogliono distrazioni o pensieri alle partite successive, perché secondo me l'importante è quella che deve venire e che dovremo affrontare con il massimo delle nostre energie. Tra l'altro il Porto Tolle ha una colonia di ex giallorossi, ieri ha segnato Cristian Longobardi, che è stato a Bassano fino all'anno scorso, un Longobardi che è un giocatore di grande esperienza, il suo gol purtroppo non è bastato a dare questa vittoria ai Porto Tolle. È stato un episodio particolare perché ha segnato e si è infortunato, e speriamo sia nulla di grave, perché poi è uscito, cioè Cristian è arrivato a gennaio, però tra una cosa e l'altra sono riuscito ad impiegarlo molto poco, perché spesso e volentieri ha avuto qualche problemino. Giocatore importantissimo per noi, è un giocatore che ci ha dato in queste brevi parentesi molto, e spero che questo infortunio che ha avuto sia una cosa lieve, perché per noi è un ragazzo molto ma molto importante in queste 3 partite e poi eventualmente nelle partite play-out. Un'ultima battuta, un altro ex giallorosso è anche Matteo Bertoli, che ieri ha ricevuto un rosso e che quindi salterà la prossima partita, un giocatore anche lui di grande esperienza, difensore centrale, che il Porto Tolle insomma sta facendo. Ma sì, noi Bertoli è uno di quelli, poi c'è Ferretti, poi c'è Ragosce, adesso forse dimentico Cano. Cioè, ci sono un sacco di ragazzi che l'anno scorso erano nel Bassano e che stanno facendo molto bene, però onestamente ci sono anche gli altri del gruppo che a mio avviso in questo momento stanno insomma, dimostrando di essere all'altezza, solo che non è facile giocare sempre con l'acqua alla gola. Un'ultima battuta prima di chiudere anche con Daniel Semenzato. Daniel, come si va a Sassari domenica prossima? Come si fanno a trovare le emozioni, i giusti motivi per vincere una partita con questa situazione? Credo non pensando a ieri ad aver vinto il campionato, ma andando in campo come abbiamo fatto tutte le altre partite di questo campionato. Prima di chiudere sentiamo l'ultimo messaggio che è importante, è arrivato proprio in questo momento. Vorrei ringraziare Gian Antonio Bertoncello per tutto quello che ha fatto ieri, prima, durante e dopo la partita. Sei un grandissimo. Questo è un ringraziamento doveroso, sono i fedelissimi di Bassano che hanno organizzato il terzo tempo e la festa ai giocatori. Noi siamo proprio alla fine della trasmissione. Io ringrazio il mister Favaretto di essere stato con noi, grazie mister. Grazie a voi dell'ospitalità. Ringrazio anche Daniel Semenzato. Grazie mille. E vi ricordo che subito dopo di noi andrà in onda A Cena con la B, il rotocalco settimanale dedicato alla Serie B, con l'ospite illustre, il presidente del Cittadella Calcio Andrea Gabrielli. Ci sarà molto da parlare visto la situazione delle padovane. Io invece vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle ore 20, qui da Caffè 24. Un saluto anche a Clio. Grazie. Buonasera e arrivederci.